Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi o questa sera meglio alla live di Marietta Veneziano. Prima di tutto voglio confermare, come avete già visto nei migliori social, che l'ebook che il Decano Marietta Veneziano hanno proposto è ormai reperibile nelle shop del ilcapitano.attervista.org alla cifra di 50 euro e chi l'ha già preordinato tra oggi e domani verrà spedito via posta con tanto di password. Quindi leggete bene le mail per il semplice fatto che questo ebook è criptato e quindi chiaramente, e visto che è fatto anche su misura per chi l'ha pagato, chiaramente è una cosa molto peculiare, molto particolare e non tutti, se non l'hanno pagato, potranno vederlo perché è criptato da password. Poi leggete bene chi l'ha pagato, il suo interno, ci sono le varie, come si suol dire, passaggi per capire come utilizzare questi circuiti. Comunque chi l'ha già acquistato è già operativo, dal momento che l'avete acquistato e sono stati fatti i circuiti collegati tutti assieme, è già operativo, anche se non lo stampate, il circuito, l'ebook, che è comprensivo di parecchi circuiti molto particolari, funzionano per voi. Quindi è ufficiale, praticamente l'ebook è attivo e si può comprare nelle shop del capitano.intervisti.org, costa solo 50 euro, ma li vale tutti. Quindi avviso chi ha pagato, si aspetti che in questi giorni arrivi una sua buca delle mail l'ebook con tanto di password e spiegazioni all'interno. Bene, intanto salutiamo Cristina e Maurizio Antonio. Ciao, ciao, grazie di essere venuti. Oggi parliamo di una situazione, perché ultimamente mi scrivono persone, mamme soprattutto, non casalinghe disperate, ecco un altro discorso, ma mamme un pochettino, un po' così, un po' in difesa, diciamo che sono sotto pressione perché vedono che i figli sono praticamente un po' presi da assalto, fra mezze verità, mezze bugie, figli che diventano sempre un po' più mollicci, proprio perché alcune mamme non è che mi hanno attaccato, ma dicono: ma mio figlio sì, effettivamente è quasi un sacco di patate, però io cerco di fare tutto il possibile. E però ho letto ho sentito in quel gruppo che bisogna lasciarli fare, bisogna farli seguire il loro istinto, seguire le loro creatività, seguire i pareri. Però mi dicono: non sono arrivato ad avere quei risultati che decantavano in quel gruppo. Ciao Assunta, grazie di esserti unita nel canale. Allora, in ogni famiglia cristiana cattolica, questa è una battuta, il timone è la madre, è la moglie, ci sono poche favole, no? In ogni famiglia occidentale chi porta i pantaloni in casa, e per fortuna è così, è la moglie o anche la madre. Di solito la struttura di ogni famiglia che si rispetti è: la moglie comanda, è il Vangelo quello che dice la moglie, la madre, i figli in mezzo e chi chiude la fila è il padre. Poi chiaramente se qualcuno ha anche qualche animale, allora c'è la moglie, i figli, gli animaletti, in fondo, l'ultima parola del capitolo ce l'ha sempre il padre. E questa è una famiglia che viaggia, che crede, che va avanti, che fa qualcosa, no? Quando la mamma deraglia, i figli di conseguenza deragliano, e l'ultima salvezza in teoria dovrebbe essere il padre. Se il padre ha gli attributi, rimette insieme la struttura; se il padre non ha gli attributi, la cosa esplode. Alcune mamme purtroppo, il padre è scappato, magari morto anche di infarto, e si trovano da solo a portare i pantaloni. E purtroppo non c'è più quell'ancora, quella potenza che, anche se non faceva niente, dava il suo no? il suo contributo, no? A tenere in piedi la famiglia, la struttura, la squadra, chiamatelo come volete. E molte mamme adesso si trovano un po' in difficoltà perché non sanno come gestire il tutto, perché vedono che i loro figli non ragionano più con la testa, né con la testa della madre, né con la testa del padre, ma ragionano con la testa di uno che magari hanno visto su TikTok o su un social destra-sinistra. E hanno bisogno di un aiuto, di un sostegno, hanno bisogno di qualcuno che dice: ma cosa devo fare a questo punto? Allora, bisogna capire una cosa, che quando le persone, le mamme che hanno questo timone,
perdono il controllo, la barca affonda. L'importante è che le mamme sappiano che hanno un valore importante nelle famiglie. Un valore importante è anche ricercare soluzioni ragioniche. Infatti il vostro marinetto veneziano ha sempre detto che la barca o la stalla la si protegge quando è chiusa e le vacche sono dentro una stalla. È una metafora. Quando purtroppo o il marito è scappato o sono successe le variabili, allora i figli sono come delle spugne, no? Assorbono soprattutto dall'esterno e diventano non più dei compagni di avventura di questa vita, non più dei sodali, ma diventano alcune volte delle calamità naturali. E allora lì bisogna intervenire a gamba tesa per poter salvare il salvabile. Il vostro marinetto veneziano vi ha consigliato di, come si suol dire, di stampare i circuiti ragionici che si trovano nel sito capitano.altervista.org, che sono gratuiti, adesso lo faccio vedere su qua, per tagliare ad esempio persone perniciose che si sono attaccate ai figli, magari in modo subdolo, magari con delle sigarette, droga e quant'altro, e magari hanno incominciato a entrare nel campo mentale dei figli. Parlo anche di figli giovani, ma anche meno giovani, perché vedo e sento molte mamme che sono in difficoltà e qui bisogna entrare a gamba tesa, bisogna essere in un certo senso capaci di prendere con durezza i figli e fargli capire che in casa comanda la mamma. Non è che perché l'Albertino di turno su PS4 sabato vuole uscire e la mamma è impegnata a lavorare o a fare cose importanti per la famiglia, tutti si devono piegare all'Albertino di turno, no? O perché la figlia si è messa in mente che non vuole fare un compito, magari perché va a un liceo, allora tutti si devono inchinare al fatto che la figlia... No, quello che decide la mamma è legge. È legge per il bene di tutti. Le mamme hanno una grandissima importanza in famiglia e, ve l'ho detto, se c'è anche il papà è l'ultimo, dopo gli animaletti c'è lui, che chiude le figlie, perché per chi in un certo senso conosce un po' la militaria, nel 1700, quando c'erano guerre, c'erano le prime file che era carne da macello e i cavalieri stavano in fondo, no? I cavalieri erano i più coraggiosi, così che se scappavano le prime file o venivano uccisi dal nemico o venivano uccisi dai più valorosi cavalieri. Adesso la mamma non è una prima fila, è la pedina più importante che si mette sempre a rischio per guidare la famiglia. Quindi se la mamma poi resta sola, perché ho parecchi clienti che stanno vivendo questo momento difficile anche per il lockdown, per vari fattori economici e via dicendo, bisogna sostenere queste figure che sono importantissime per tutta la struttura della società. Quando le mamme cadono, quando le mamme deragliano, i figli ne pagano le conseguenze. Quindi bisogna dare merito a queste signore che ogni santo giorno si alzano e si inventano qualcosa per poter portare a casa il cibo, per poter guidare i figli a non seguire cattive compagnie. Il vostro marinetto vi ha consigliato cerchi di fuoco, l'ovetto colorato, che si possono vedere tranquillamente nelle pillole marinetto veneziano, e poi vi ha consigliato anche, ad esempio, i circuiti del capitano.intervista.org che sono gratuiti. Poi è chiaro che se qualcuno vuole può farsi fare una pulizia da 100 euro per la famiglia, che sia il legale che abbiamo detto veneziano la fanno, oppure i ciondoli o altre, come si dice, oggetti vibrazionali che possono dare una mano. Però la risposta a questa pillola serve più che altro a dar coraggio a quelle mamme che molte volte non riescono a vedere il pericolo di perdere il controllo del timone in casa. Sui vari social si leggono di tutto e di più, volete sempre bene ai vostri figli, angeli colorati, non toccati. In realtà, che se una vigna nasce storta e non la correggete, diventerà sempre più storta, no? Quindi ci vuole polso, se poi avete anche dei mariti in gamba, sicuramente non dovete neanche ascoltare il marietto, scusate. Però se siete in quelle condizioni in cui siete soli e avete questi figli che sono un pochettino delle bandiere, il consiglio marietto è essere duri perché adesso magari vi staranno un po' sul fiato, non vi sarete simpatici, ma sicuramente in futuro vi
come si dice, vi ringrazieranno che gli avete impedito di fare sciocchezze. Chiaro che alcune volte fa male perché non è mai bello dir di no ai propri figli, ma alcune volte è sempre più conveniente essere duro per poi essere magari ringraziati in futuro, no? Quindi il marietto vi ha consigliato cerchi di fuoco, l'ovetto colorato, mettere sotto i circuiti anche i figli, familiari e in un certo senso, se si può, una pulizia radionica per i propri figli, le proprie famiglie. E poi il ciondolino, che lo sapete, eventualmente ci sono anche, se una mamma si può permettere, ci sono anche dei riti propiziatori che aiutano in un certo senso a, come si suol dire, a fare in modo che se la barca sta andando un po' storta, di raddrizzarla. Parlo proprio per questo perché in questi giorni ho sentito alcune mamme che sono proprio la coda, cioè sono un pochettino, o alcuni magari hanno perso in incidente il marito, o altre persone purtroppo se n'è andato in un modo o in un altro, o altre le hanno in casa, ma praticamente è poca sostanza. L'invito del marietto è di tenere duro, di attivare tutti i circuiti che si può e alcune volte di essere anche duri, ma giusti chiaramente, perché senza giustizia non c'è ordine, comunque quando i vostri figli deragliano, quando i vostri figli incominciano a parlare, ma Giulietto dice che devo andare con lui, la mamma non può permetterselo finanziariamente o perché deve lavorare, roba del genere, allora lui ricatta con le sue piagnucolate, magari a 12 anni piagnucola con bambini settiani. A quel punto lì il consiglio immediato è essere duri, mica pensare come dicono alcuni, ma sì, ai figli bisogna lasciargli fare quello che vogliono, bisogna lasciare la loro creatività. Sì, certo, in alcuni momenti della vita può anche essere vero, ma oggi come oggi le mamme sono un pilastro importante per la famiglia e per i propri figli. E quindi ci sono anche mamme che si sentono a un certo punto disarmate da tutto quello che gli è arrivato tutto in un colpo, il marito è scappato, i figli che si ribellano perché sono adolescenti, ma è proprio lì che l'importanza e la figura della mamma è importantissima. La mamma è il timone della famiglia, dovete mettervelo sempre in mente. Il maschio è importantissimo, però è l'anello più debole, l'ho già spiegato in altre pillole. Il maschio, cioè in un certo senso l'uomo, deve prendersi le sue responsabilità ma aiutare la moglie. La moglie, ad esempio, a far fare dello sport al figlio, deve essere complementare alla guida della moglie, no? E quelle signore che purtroppo per un motivo o per l'altro hanno i figli ma purtroppo sono sole, il vostro marietto vi consiglia anche di vedere le pillole sulla ricerca dell'anima gemella che sono gratuite nel canale YouTube del vostro marietto veneziano e di seguire sempre queste pillole che Marietto fa perché possono dare degli spunti, certo non è Vangelo, ma possono dare degli spunti per fare in modo che alcune mamme, soprattutto giovani, chiaramente quelle che sono più navigate non hanno bisogno del marietto veneziano, ma quelle giovani che magari si trovano con dei bambini in tenera età che magari sono sole in questo momento qui, magari hanno paura di prendere iniziative, di essere troppo dure, di essere troppo non di new moda, non new age, perché sentono sempre parlare di angeli colorati e loro non le vedono, sentono sempre parlare di extraterrestri e loro non li vedono, sentono sempre parlare di gente che parla costante tutti i giorni e loro non li vedono se non i problemi di casa. Dico, siete seduti sulla strada giusta e dovete continuare a fare le cose giuste che pensate per i vostri figli e certamente attivare i circuiti radionici che sono gratuiti nel sito capitano.intervista.com. Poi lo ripeto, invece per chi vuole comprare l'ebook che è praticamente finito, lo stiamo spedendo alle persone che l'hanno già preordinato, costa 50 euro e lo si trova nel sito capitano.altervisto.org nella sezione shop. Poi domani sera, vi ripeto, avete la live con il De Garda alle 9 o alle 21:30 nel canale del De Garda, nel canale di Marietto e nei migliori, come si suol dire, canali social di internet, tra cui Facebook, Twitter, Telegram e quant'altro. Bene, cari amici, il Marietto finito qui questa live, vi ricordo soprattutto con le mamme che mi hanno contattato in PVT e magari mi hanno lasciato qualche messaggio che in questo momento vedono solamente scuro, vi ricordo che poi prima o poi passerà, vi ricordo di tenere duro, vi ricordo che se avete fatto delle scelte dure
il Marietto con voi sa che non è mai facile trattare con i bambini, soprattutto di oggigiorno, e di attivare tutti i circuiti che il Marietto dà gratuitamente e che funzionano. Dovete lasciare almeno un mese o chiedere al pendolino quanto tempo ci vuole. Poi è chiaro che si può intervenire con riti propiziatori, riti di abbondanza, poi a dipendenza di vari fattori. Comunque, a quelle mamme invece che stanno già bene, in quelle mamme che in questo momento gli sta andando tutto bene perché loro hanno il timone in casa, hanno il marito che è ok e i figli che sembrano dei soldatini degli alpini, no? Allora Marietto consiglia sempre di fare dei riti di propiziatori perché la cosa continui a perpetuarsi anche domani, dopodomani, fra 20 anni. Bene, cari amici, Marietto, finito qui questa super veloce filippica della domenica sera. Vi ringrazio di avermi seguito. Vi ricordo ancora un'ultima volta l'ebook, ormai per chi l'ha pagato è già in pista, vi arriverà nel buca lettera in questi giorni, nel buca lettera delle mai. Ricordo che ci avrà una password, è tutto dedicato a voi per chi l'ha pagato e per chi vuole ancora prenderlo, cioè chiaramente chi lo vorrà ancora prendere nuovo, si trova nelle shop del capitano.intervista.org. Detto questo, prendo occasione per salutarvi, grazie di tutto, alla prossima, ciao.